Scrivere degli altri quello che si vorrebbe scritto di se stessi, non temere di dare una rettifica, dare voce ai più deboli difendendone la dignità e ancora imparare il bene di dare i numeri e i dati giusti, usare le parole per costruire ponti e non muri, proteggere la verità dei fatti, non essere autoreferenziali, usare bene il web, mettere in contatto le persone e dare corpo e sostanza a tutte le notizie. Sono i punti che danno forma e sostanza alla Carta di Assisi, firmata a Roma nella sede della Federazione della Stampa per spronare una comunicazione attenta alla costruzione di ponti e di pace. Il Decalogo, unico nel suo genere, vuole rappresentare una guida per il giornalismo e il mondo dell'informazione affinché non ci siano più muri mediatici e parole usate come pietre. E di informazione corretta, sempre in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, si è parlato a Genova nel corso dell'incontro con padre Francesco Occhetta, redattore di Civiltà Cattolica che si occupa di questioni sociali e di diritto. La libertà di stampa ha la funzione di costruire e ricostruire nella storia un ethos condiviso, che significa incontrare la diversità nello spazio comune e renderla pacifica. Questo è fondamentale per noi. Anche Papa Francesco, in un messaggio pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ha ribadito la necessità di un giornalismo libero al servizio del vero, del bene, del giusto, un giornalismo che aiuti a costruire la cultura dell'incontro. E uno dei temi toccati nel corso dell'incontro genovese è stato proprio la questione delle false notizie e della disinformazione, molto spesso veicolata attraverso i canali social e internet. Ho detto che l'80% delle notizie che si vedono non vengono riconosciute false, per cui la gente non sa distinguere, e questo è attraverso l'educazione. Attraverso un'educazione a distinguere la notizia da quella vera da quella falsa e soprattutto alle fonti a cui uno si ispira. E nella rete molto dipende anche dalla fiducia con cui uno interloquisce e si connette.